Il nuovo piano oncologico regionale, voluto dal ticket Federica Riccardi, alla prova dell'Aula dopo i marosi provocati da oltre un mese di polemiche, in particolare quelle che hanno scosso il centrodestra dall'interno, dal voto contrario del comune di Gorizia e la Tisana, guida Forza Italia Ziberna e Fratelli d'Italia 7, al Consiglio delle Autonomie Locali, sino al rientro della potenziale crisi pordenonese, anche qui a guida meloniana, con lo stralcio della contestata tabella di sintesi e la costituzione di un comitato oncologico che deciderà via via chi fa cosa, polemiche sulle quali l'opposizione si è gettata a capofitto. Il dato politico di tutta questa storia qua è questo, è che da una parte la giunta, la maggioranza ha dovuto cedere ad una parte politica che gli ha imposto intanto di togliere quella che è la sintesi di un piano. Non può essere una tabella che improvvisamente togliere una tabella che improvvisamente abbia messo tutti d'accordo. Nella partita, peraltro, se c'è stata un'opposizione interna, si è registrato anche un appoggio esterno nel civico Enrico Bullian di Patto per l'Autonomia, che ha ribadito in aula il sì al provvedimento. Quindi tenterò di difendere il piano da sinistra, per così dire, perché lo ritengo utile in particolare per le cosiddette classi subalterne. Poi c'è anche chi mi chiede chi me lo fa fare. Io rispondo semplicemente nessuno. Agisco però secondo scienza e coscienza. Quindi i punti chiave del piano ribaditi dalla maggioranza proprio da rappresentanti forzisti e meloniani. È una risposta assolutamente necessaria alla necessità della offerta e risposta di salute che ha come fondamento principale la presa in carico del paziente, del malato. I principi sono stati condivisi con i medici, specialisti di tutta la regione, alcune tabelle invece risultavano premature. Credo che stralciando la tabella che per l'appunto noi giudicavamo prematura, questo piano oncologico sia assolutamente un piano di cui questa regione aveva bisogno, che porterà razionalizzazione, che porterà concentrazione di competenze e quindi sarà a vantaggio dei cittadini, i cittadini che avranno comunque vicino i luoghi in cui avere le prestazioni ordinarie in casi purtroppo oncologici.